I lavoratori della sanità hanno dunque aperto le ostilità nella lunga settimana degli scioperi che investiranno non solo la sanità ma anche i voli e le ferrovie. Lo sciopero di oggi, indetto da CGIL, CISL e UIL, riguardava dunque il personale infermieristico e paramedico che vuole una maggiore professionalità riconosciuta, ossia una valorizzazione economica di tutte le professionalità legata ad un rilancio del servizio sanitario pubblico che dia risposte più adeguate al cittadino. Tale affermazione è emersa questa mattina nel corso di un'assemblea tenuta a Vicenza dai quadri sindacali del Veneto. La contrattazione sull'organizzazione del lavoro, l'articolazione degli orari, la riduzione a 36 ore settimanali e il part-time devono essere gli elementi necessari per trovare nel comparto nuovi posti di lavoro. Ma lo sciopero di stamani ha soddisfatto solo in parte i lavoratori, almeno da quanto siamo riusciti a raccogliere all'ingresso del Cafoncello a Treviso. State discutendo sullo sciopero? Sì, è uno sciopero che non è riuscito, insomma, come si doveva. Perché? Perché no, almeno non vedo che tutti quanti, per gran parte, lavora, insomma. La gran parte lavora lo stesso. Dopo uno fa i suoi affari, può farlo benissimo. E come mai questo allora? Non so, dovrei chiedere A chi lavora? a chi lavora. Qui il lavoro purtroppo lavorano perché bisogna lavorare, ma chi organizza questo sciopero che sia organizzato migliormente, insomma, non così. Quindi voi muovete un'accusa al sindacato? No, non è che si faccia delle accuse, è che praticamente il sindacato non so, non lo vedi neanche, non sai neanche chi sia. A un certo momento ti obbligano a fare lo sciopero e basta. Avete lo stesso valore di un medico? Ma diciamo che dobbiamo avere lo stesso valore del medico, però il medico non può fare senza di noi e noi non possiamo fare senza il medico. Cioè, vogliamo la collaborazione. Quindi maggiore professionalità? Maggiore professionalità, noi ce l'abbiamo perché abbiamo studiato per farla. E non viene Come il riconosciuta? medico, non viene riconosciuta. Resta aperto il conflitto fra personale della sanità e i medici. Rei, secondo CGIL, CISL e UIL, di voler gestire l'intera struttura a scapito della sua funzionalità. Questo contrasto non siamo stati noi a crearlo, le organizzazioni autonome dei sindacati medici sono state loro che hanno posto il problema della professionalità a parte di tutti gli altri operatori. Riteniamo che il governo debba avere un'attenzione particolare per le singole professionalità, cioè noi non vogliamo, e le motivazioni dello sciopero sono proprio queste, essere cacciati in parte. Non siamo d'accordo che le risorse economiche vengano ripartite solo per il personale medico, ma all'interno di una programmazione, di una volontà a gestire la sanità pubblica in maniera diversa, debbono starci risposte economiche per tutti. Oggi è iniziato anche lo sciopero dei medici di famiglia che si faranno pagare le visite a domicilio e in ambulatorio. Quest'ultimo sciopero durerà fino a tutto domani. Oggi e domani sciopero anche nel settore dei biologi, chimici e fisici sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, visto che le trattative per il rinnovo del contratto procedono a rilento.